Il travaglio delle vaccinazioni sta andando un po' male. Vaccinazioni obbligatorie. Non sta andando bene la campagna straordinaria avviata dall'ULSS 2 della Marca Trevigiana all'indomani dell'entrata in vigore della legge Lorenzin per consentire ai bimbi di nidi e materne ancora scoperti di mettersi in regola. Oggi è stata la volta dei piccoli chiamati a vaccinarsi agli ambulatori della Madonnina. Su 17 convocati se ne sono presentati 11. Ieri a San Biagio avevano portato i figli all'appuntamento circa la metà dei genitori convocati. Campioni limitati nei numeri assoluti, ma comunque significativi di una tendenza che vede la Marca non certo in vetta alle classifiche per bimbi sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie, e secondo il direttore generale dell'ULSS 2 la ragione è una. Quando si fanno le leggi e non vengono accompagnate, diciamo, da un percorso prima di educazione alle persone, è chiaro che dopo alla fine le persone si sentono quasi violentate, no? Quindi noi abbiamo l'obbligo prima di applicare sanzioni, fare tutte queste cose qua, di ovviamente convincere le persone. Il compito delle aziende sanitarie è dunque quello ora di accelerare sull'informazione e l'educazione alle vaccinazioni. Con il Comune di Treviso è stato organizzato un incontro per il 18 novembre. Nell'ex ULSS 7 di Conegliano le vaccinazioni straordinarie sono già partite ad inizio mese, prenotati 250 bimbi. Nel comprensorio di Castelfranco e Montebelluna le sedute straordinarie partiranno invece la prossima settimana.